Torniamo in diretta 21:20 qui a Calcio a 5 Live Radio, puntata speciale dedicata a come poter migliorare il calcio a 5 regionale. Abbiamo in collegamento il tecnico dell'Atletico, del Civitavecchia, Elzo De Fazzi. Ciao Elzo. Ciao, buonasera a tutti. Allora, a fianco a me ci sono anche Walter Rizzo in qualità di giornalista e Walter Antonini in qualità stavolta di componente della consulta, come lo sei tu. Stavamo parlando di questo problema che ha anche evidenziato il tecnico dell'Albano, Stefano Sette, della conferma nella Serie C1 di Under 23, Under 25, ne abbiamo parlato con te anche in privato, abbiamo già esposto questo problema, tu che ne pensi? Pronto? Sì, ci senti? Sì, adesso sì, dimmi. Dicevamo, stavamo parlando con Walter Antonini in studio prima della pausa, anzi ti leggiamo anche la proposta che ha fatto l'allenatore dell'Albano Stefano Sette: conferma della regola degli Under 21 in C1 e allargamento dell'obbligo di partecipazione ad almeno 2 Under 23 o Under 25 per dare continuità agli Under 21 che sono ormai usciti di categoria, altrimenti si correrebbe il rischio di farli fuori appena compiuta l'età. Così dice Stefano Sette, tu che ne pensi? Ma io sono d'accordissimo, anche perché in consulta ne avevamo già parlato, avevamo detto che sarebbe stato un anno di esperimento per la C1, questo le 4 Under 21 con l'obbligo di un Under 21 in campo. L'esperimento c'è stato, diciamo, sentiti un po' tutti gli allenatori, soprattutto gli allenatori delle società, abbiamo tutti la stessa idea, cioè il fatto che comunque il livello è un po' più abbassato e comunque non c'è programmazione poi alla fine. Infatti avevamo studiato di poter fare come si fa in Serie B con i 4 Under e 2 Under 23, no? In maniera tale che non ci fosse l'obbligo, però comunque con 6 giovani in rosa sei costretto comunque a qualificarli, perché non è poi giocare con 6 over tutto il campionato. Quindi si dà anche continuità con i 4 Under che quest'anno hanno giocato, perché comunque si va a giocare il posto da Under 23. Certo, qualsiasi proposta va bene, l'importante è cercare di migliorare questa disciplina. Ecco, io vorrei una risposta a questo di Walter Antonini e poi eventualmente una controrisposta tua, Elzo. Walter. Sì. Ciao Elzo. Ciao. Beh, giustissimo, poi è il tuo cavallo di battaglia questo. Quello che abbiamo sempre detto durante le consulte quando ci siamo incontrati in campo è la difficoltà per tante altre società, cioè trovare un attimino una giusta via di mezzo a quello che dici tu. I 4 Under 21 va benissimo, subito mettere 2 Under 23 diventerebbero 6 ragazzi in prima squadra e per tante società, e come dicevo prima anche per la mia non meno di un anno fa, nel senso a questo periodo dell'anno scorso stavano nelle stesse condizioni, quindi magari subito il passaggio no, cercare di proporlo con un passaggio graduale che può essere magari un Under 22 o magari 4 Under 21 e un Under 25, quindi dare un margine, un delta un pochino più ampio per aiutare anche, quindi farlo piano piano questo. Guarda, io ti dico, parlo piano piano, parlo della regola immediata, è la stessa cosa, l'importante è che l'obiettivo sia quello, perché purtroppo quando quest'anno abbiamo giocato i 4 Under obbligatori, di cui uno in campo, l'anno successivo questi 4 Under, se erano 91, non sono più posti in squadra se continuiamo questa regola, quindi tutti i 91 sono tagliati fuori, per forza di cose deve essere inserito l'Under 23, ma poi dobbiamo mettere anche l'Under 25, va benissimo, più specchiamo meglio è, anche perché noi siamo costretti, è vero che c'è tanta cosa anche nelle persone più grandi, è vero che non è che si incontrano tutti Rubei e Moreira nei campi, si trova gente di 40 anni che comunque poi alla fine cerca di intimorire, soprattutto in campi che tu conosci, e secondo me non fa bene la crescita di questo sport. Quindi c'è da svecchiare, da cercare di inserire questi giovani, e quindi comunque c'è da cominciare a parlare di programmazione, cioè noi non possiamo arrivare al 30 giugno che ancora non sappiamo dove sarà la regola del prossimo anno, perché se questo è stato, scusa se mi dilungo un pochino, però se questo è stato un esperimento, dobbiamo andare a tirare le somme. Quest'anno il Real Tecchiena non si è presentato a Civitavecchia perché non ha gli Under 21, il Marino ha saltato, non ha finito il campionato perché non ha più gli Under 21, quindi c'è un qualcosa che non va in questa regola, senza considerare che l'obbligatorietà in campo ha fatto sì che in parecchie partite c'è gente che ha tirato, non perché l'ha fatta apposta, proprio per errore, 5 ore in campo e nessuno se ne è accorto. Ecco, eventualmente un Under 25 potrebbe essere un compromesso, Walter? Sicuramente sì,
riferendo a quello che diceva Elcio proprio sulla presenza degli under, però proprio questo mi aiuta a andare cauto su questa regola, perché non si presentano perché non li hanno. Se noi accentuiamo questa regola creeremo difficoltà magari maggiori anche ad altre società che adesso ci sono rientrate da poco. E poi non scordiamoci che siamo l'unica regione in Italia che ha questa regola. No. Sì, dei 4 under 21 uno dei 4 under 21 sì, quello fisso in campo no, dei 4 under 21 quello fisso in campo sì. Quindi già questo è un grosso passo avanti rapportato al calcio a 5 di 2 o 3 anni fa, insomma, che noi ci ricordiamo perché abbiamo un'età abbastanza vi faccio un altro esempio, se mettiamo l'obbligatorietà solamente in lista non ha senso, un 5 senior l'abbiamo visto quando non c'era l'obbligo dell'Under 21 a giocare i 5 erano 8, se fai 4 Under 21, un Under 23, un Under 25 non sono più 8, sono 6 e 6, cioè io ti dico qualsiasi allenatore a giocare questa Joker, basta non squalificare l'influenzato e hai finito con la squadra. Va bene, se così non dovesse essere, però Elzo De Fazzi ha già pronta la sua proposta. Esattamente, nell'email che ci hai mandato, insomma, il secondo punto è la possibilità di iscrizione a campionati inferiori in classifica, dunque non squadre fuori classifica, rispetto a quello giocato dalla prima squadra di appartenenza con il nome della medesima società. Adesso, senza fare nomi, ci sono squadre che lo fanno con nomi di altre squadre, perché si sa, è una cosa normalissima. I giocatori non possono giocare in C1. Chiaro, però ecco, qui volevo sentire la tua posizione, ecco, come la impronteresti? La mia posizione è questa, io sono convinto che comunque una società che aspira a giocare nella massima categoria regionale, comunque poi ha l'ambizione di andare a fare anche il nazionale, perché altrimenti non capisco perché arrivare solo per rimanere in C1, e comunque se vuole giocare in C1 deve avere quantomeno un settore giovanile. Se ha un settore giovanile, poi questo settore giovanile non può morire ogni volta, quindi finita l'Under 21, se non sono tutti buoni per la prima squadra e devono fare esperienza in campo, l'unico modo è farli fare una Serie D. Allora, se si fa una Serie D di società, faccio un esempio, c'è chi ha Civetta in C1 e ha anche una Serie D come Civetta in C5, però con massimo Under 25 in campo, quindi tutti i giovani, a quel punto può partecipare in classifica anche vincendo il campionato andando a disputare la C2 e magari non la C1 perché 2 squadre non le può avere C1 in campo, un po' come fa il Barcellona, Real Madrid in Spagna, no? Che hanno la Serie B. Questa dovrebbe essere una cosa quantomeno per non perdere tutti i giovani che fanno il 7-91, che sicuramente non sono pronti tutti e 7 per la prima squadra, capito? Se facciamo la regola del 4 under 21 uno deve avere in campo, io stesso ne smetto di giocare, soprattutto in un ambiente come Civitavecchia dove c'è l'Atletico, c'è il 5 Santa Mariella, è finito, sono finite le società. Cioè, noi facciamo il settore giovanile per che cosa? Allora a quel punto ci conviene investire solamente sulla prima squadra e ogni anno spendere quei soldi che spendiamo i giorni solamente per comprare qualche giocatore per pagare qualche rimborso. Invece noi puntiamo a non pagare i rimborsi e nello stesso tempo a far crescere i giovani non devono avere il tasso sopra. Bisogna trovare insieme una regola giusta. Sentiamo Walter in proposito. D'accordo sul fatto di avere più società, con lo stesso nome c'è solo un problema secondo me, che diventerebbe fino a se stesso il campionato di C2 qualora si passerebbe un po' il campionato, perché se la tua, parliamo del tuo esempio, se il tuo Civitavecchia sta in C2 e sta per vincere il campionato, poi ti fai tirare a mano perché non può andare in C1, si passerebbe alcuni campionati. No, vince il campionato però passa la seconda, non passa la prima. Perché se Barcellona ma tu che sei sportivo, aspetta, tu che sei sportivo sì. Io mi immagino che succede che ci sono altri presidenti e altre società sportive. Va bene, allora se noi abbiamo quella sottocultura del sospeso. Ma purtroppo è così, lo vediamo ogni sabato nelle ultime 4-5 giornate del campionato. Però permettetemi un'altra domanda. Se un ragazzo che ha 21 anni non è pronto per fare il salto di qualità, lo è pronto, può esserlo più avanti oppure no? Sicuramente sì. Secondo me sì, perché io ho creato un'altra società che era l'ADA, che ha fatto per 2 anni la Serie D. Io quest'anno, per il fatto che non pagavo rimborsi,
ho chiuso l'ADA e ho preso sei elementi dell'88 che mi sono cresciuto nella mia juniores, nella mia under 21, li ho fatto fare 2 anni di Serie D e quest'anno li ho buttati nella mischia. Certo non sono ancora pronti al 100%, però voglio dire, su 5, 3 hanno fatto molto minutaggio, hanno segnato, quindi hanno contribuito alla salvezza della squadra. Sono cresciuti perché hanno giocato, hanno avuto minutaggio in Serie D. Quest'anno io se avessi avuto una Serie D facevo tutti 91, qualche 90, qualche 89, lo portavo in Serie D, facevo un paio d'anni e se c'era bisogno li portavo sopra. Anche perché poi è una questione di fortuna, se si infortuna un centrale, un pivot, allora magari lo prendi sotto, lo porti sopra. Il calcio, diciamo, il calcio a 5 lo sport è una questione di fortuna. Noi invece vedo che noi chiudiamo le finestre a questi ragazzi, noi gli diamo l'opportunità di poter, diciamo, crescere. Grazie. Sì, ci dobbiamo salutare, è stata preziosissima la tua opinione, anzi la riporteremo poi in settimana a Pietro Colantuoni, farà da tramite anche Walter Antonini. Tra l'altro Colantuoni ce l'avremo la prossima settimana in studio, quindi questo dibattito prosegue per tutta la settimana e prosegue anche in questa puntata. Vai! Sì, ci tengo a sottolineare che è un dibattito non polemico ma costruttivo. No, ci mancherebbe. Insieme a tutti gli allenatori, alla consulta, alla federazione, perché alla base tutto ci deve essere questo. Va bene? Assolutamente sì, grazie, in bocca al lupo per la tua squadra. Grazie, arrivederci, ciao a tutti. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. Do I try to do I repulse you with my crazy smile? Am I too dirty, am I too sad to do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, but I'm a little bit shy. 21:32, Calcio 5 Euro di edizione speciale, l'abbiamo chiamata così questa puntata. Stiamo parlando dei problemi, delle possibili soluzioni del nostro calcio a 5 regionale e non solo, dico non solo perché fino a questo momento abbiamo parlato di C1, ma ci è arrivata una bella mail di Fabrizio Ranieri, che conosciamo tutti come ex allenatore del Rieti, adesso ha aiutato così il Real Ciampino. Diciamo che ha delle proposte interessanti, Francesco, anche abbastanza drastiche, ma in alcuni casi. Infatti ho detto un'idea di calcio a 5 utopistico, però bello. Ciao Fabrizio! Ciao, buonasera a tutti. Allora, intanto grazie che ci ha mandato questa email, la leggiamo io e Walter, comincio io. Allora, credono che vada fatte, possiamo leggerla, sì Fabrizio? Sì, vabbè, ma altrimenti insomma ne parliamo, non è problema. Velocissimamente, credo vadano fatte alcune precisazioni per introdurmi nel merito. Penso che il calcio a 5 vada ristrutturato nell'interezza delle sue categorie, quindi partendo dalla Serie A per finire a cascata alla D, senza prescindere dall'idea di sport agonistico che ognuno di noi ha sviluppato nel corso degli anni. La mia idea sul calcio a 5 è che non debba essere una sorta di grande torneo topolavoristico aperto a tutti, ma un vero e proprio campionato in tutte le categorie che premia esclusivamente i meriti sportivi di persone e squadre. In sostanza, anche nel calcio a 5 il rapporto qualità-quantità resta inversamente proporzionale e condizionante, quindi per sintetizzare un discorso che altrimenti sarebbe lunghissimo, direi che bisognerebbe lavorare e costruire una struttura che persegua la qualità rispetto alla quantità. Regolamento identico per tutte le categorie, almeno fino alla C2, nessun ripescaggio in nessuna categoria per nessun motivo, nessun obbligo di giocatori per età, under semmai per gli over, nessun obbligo di giocatori vincolati al luogo di nascita per la Serie A. Nel giro di qualche anno potremmo avere dei campionati qualitativamente superiori a costi minori e mantenere il numero di tesserati e a costo zero. Dunque questa è la tua idea Fabrizio, chiaramente è, dico utopistica, è difficilissimo perché dovremmo anche chiamare in causa la divisione ed è veramente un vero e proprio casino, oso dire, però insomma è una tua idea. No, non intendevo tanto, insomma, poi ho ascoltato l'inizio della trasmissione, intanto se approfitto per salutare Elso De Fatti che mi ricorda i tempi in cui ancora giocavo, quindi mi fa sempre piacere insomma ascoltarlo. Ma in realtà all'inizio della trasmissione credevo di essere un po' diciamo fuori tema, sentivo anche Walter, ma in realtà credo che partendo da un punto di vista opposto si vada comunque nella stessa direzione. Io ripeto, credo che vada fatta subito una distinzione su quello che noi poi vogliamo da questo sport. In tutti gli sport agonistici credo vada premiata il merito di chi lo pratica, non vadano messi obblighi e costrette persone a giocare, tanto noi ci giriamo intorno, abbiamo visto in categorie più basse
come diciamo noi a Roma c'è molta gente che dovrebbe pagare il campo per giocare, invece ci troviamo probabilmente con società che sono costrette addirittura a contrattare dei rimborsi con persone che sicuramente non lo meritano, no? Quindi ripeto, io credo che i ragazzi bravi in ogni caso arrivano, credo che le società debbano non essere obbligate, ma nel loro interesse debbano curare il settore giovanile e far leva sui ragazzi bravi che possono crescere, e per la crescita dei ragazzi intendo che i ragazzi, adesso c'è Libalter, credo, faccio un nome insomma che ormai è abbastanza sulla bocca di tutti, ma penso che l'obiettivo dei ragazzi e di tutti, parlo di chiari, tanto per fare il nome insomma abbastanza in auge, sia la speranza è che il ragazzo possa arrivare ai massimi livelli di questo sport, no? Non che debba giocare perché costretto da alcuni regolamenti. Sentivo adesso prima che diceva una volta superata l'età under i ragazzi vengono comunque messi in difficoltà e abbandonati, e questa è la riprova che poi fondamentalmente i ragazzi bravi continuano e quelli meno bravi, come in tutti gli sport insomma purtroppo c'è una selezione naturale, e credo che questa vada comunque rispettata, no? Ciao Fabrizio, tutto ciao. Senti, proprio riguardo ai cerchiari, una curiosità, se non ci fosse stato però questo regolamento, l'anno scorso cerchiari, obbligo dei 4 under 21 senza l'obbligo di uno in campo, presente con la Lazio Calcetto, ha giocato pochissimo. Sì, la tua espressione, quindi poi ti do la parola. Ti dico, però se mi permetti, non lo so, ma probabilmente è anche un errore della società, faccio riferimento a quello che ha detto Stefano Sette, io stavo all'Albano, quindi parecchi dei ragazzi che oggi giocano nell'Albano e sono under, 3 anni fa giocano già in Serie B. Faccio un altro nome, Adriana De Andri, che sono conosciuti tutti abbastanza bene, 3 anni fa in Serie B con me all'Albano giocò le finali per i play-out da ritrovare al posto di giocatori stranieri, quindi ad Albano c'è una grossa cultura del lavoro sui giovani, e quindi molti dei ragazzi che stanno lì adesso stanno lì perché lo meritano e non perché sono obbligati. Poi la società è libera di fare le proprie scelte e decidere se spendere soldi per giocatori magari stranieri bolliti, noi che ci giriamo intorno, piuttosto che dar fiducia al ragazzo, no? Credo che sia il merito della società di dare fiducia a dei ragazzi giovani, non potrebbe essere cerchiari adesso, ma ci sono tantissimi altri nomi insomma che meritano un po' di spazio e di fiducia, ma la meritano perché sono bravi, non perché debbano essere obbligati. Io sono convinto che è chiaro che il mio discorso è un discorso a lungo termine, però diciamo la verità, io lo dico perché per esperienza negli ultimi anni ho visto praticamente e seguito direttamente tutte le categorie. In tutte le categorie di calcio a 5 ci sono una grandissima percentuale di giocatori inutili, inadeguati alle categorie, e molti giocano in categorie inferiori perché sono costretti da regolamenti, questa è la verità, e dobbiamo avere una struttura per cui i ragazzi giochino perché hanno la possibilità di arrivare al massimo livello, non perché le società sono obbligate a farli arrivare. Chi non arriva, purtroppo lo sport è così. Nel nuoto, se non fai i tempi giusti non vai a fare le gare ma rimani dilettante. Nella scherma noi in Italia abbiamo a livello femminile delle donne di 40 anni che ancora sono più brave in tutto il mondo. Rubei, discorrendo, chi merita alcune categorie le fa, chi non le merita farà categorie inferiori. Questo credo sia la chiave di lettura per non obbligare la società a correre dietro a giocatori giovani o vecchi che siano, che non meritano di giocare in quelle categorie. Questo è. Credo che era solo questo, quindi io credo che Cerchiari meriti di giocare perché lo merita. Lui come altri ragazzi che sono noi siamo iniziati a piedi e andavamo insomma più o meno anche già a buttare mezza discussione lì. I ragazzi meritano e quindi gli va data la possibilità di arrivare al massimo livello, non di arrivare fino dove i regolamenti li portano. Questo è quello che intendevo io. Questo è giustissimo, infatti poi il passaggio successivo è proprio questo, nel senso che quello di cui parlavamo con Enzo è che il ragazzo, come dicevi giustamente questo, il ragazzo poi è valido, Maurizio, chi per lui è valido, poi è giusto che cresca a qualunque sia il regolamento, però è pure vero che in certe realtà fino a qualche anno fa secondo me sarebbe stato impossibile far giocare un Cerchiario, adesso dico un Luca Bruni, parlo dei miei ovviamente per non parlare degli altri, e questo io faccio esempi di qualche anno fa, dico società adesso che magari nemmeno ci sono più, ma una Polaris, una Canottieri, una stessa Cogianco, non avrebbero mai investito tempo e soprattutto magari anche denaro per farlo crescere su Maurizio Cerchiari, perché era più facile andare a prendere, adesso faccio per una, certo, ovviamente perché adesso noi
la Cogianco va bene, ok, è proprio... Ma noi parlo di Cogianco quando era in Serie C, ovviamente. No, però ti dico, guarda, le società come la Cogianco che hanno struttura sono arrivate comunque dalla B in A, ci hanno portato anche i ragazzi. Io ti faccio un esempio, alla Planalette di Serie B l'anno scorso c'erano Martina e Vicenza che avevano vinto il campionato l'anno prima, lo hanno vinto l'anno scorso, l'hanno rivinto quest'anno. Quelle sono società strutturate in una certa maniera, acquistano ragazzi, li portano su e parlano di... Io guarda, ho qui un appunto che stavo... Noi dobbiamo fare in modo che il nostro sport sia fatto da società che durano nel tempo, non da società che durano le ore. Polaris non c'è più, Canoggiari non c'è più. Guarda, quindi... Fabrizio, ho qui un appunto che stavo facendo leggere qui a Walter e a Francesco, proprio dove evidenziare come Cogianco, Reale Emilia, stessa Latina, che comunque è un bacino di utenza importante, riesce a fare un campionato di vertice o comunque nazionale nella propria categoria e avere una struttura sociale che permette di avere tutte le categorie, poi per risultati più o meno buoni, perché anche la difficoltà ne deriva del ragazzo più o meno valido, ma comunque ha una struttura che va diciamo, a comprendere tutte le categorie, che permette poi di far uscire 2, 3, 4 ragazzi magari utili anche per il futuro. E notavo, lo stesso discorso che hai fatto te proprio con alcune società, proprio a Vicenza, come questo lavoro è molto più facile nei centri, tra virgolette, non faccio un termine, senza offendere nessuno, piccoli. No, certo. Cioè, infatti io ho fatto una piccola commissaria dei campionati di quest'anno e dalla Serie A alla Serie B, compresi tutti i gironi, le squadre che hanno vinto e che hanno un settore giovanile diciamo valido sono tutte società di piccoli centri, cioè dove, quello che dicevamo poco fa con Francesco e Walter, dove la società non è più solo una società sportiva ma proprio un vero punto di aggregazione, quello che a Roma è difficile fare per il frazionamento che c'è sul nostro territorio di società sportive e pseudo società sportive. Ma infatti io credo nella meta, avevo anche specificato che va dato molto, i campioni giovanili debbano rimanere campioni giovanili, ai quali va dato molto più risalto, cioè come succede magari nel calcio, ci sono alcuni tornei, alcuni campionati, finali campioni in cui le società di livello superiore vanno a scegliere i ragazzi, cioè adesso ti ripeto, i vostri, più anche i ragazzi dell'Albano che sono arrivati in finale con voi, ti ripeto, io Roscia, cioè sentivo prima adesso diceva a 21 anni, a 22 escono fuori, ma ad Albano, Giusti, Manzari e via discorrendo, cioè già giocavano prima, quindi sono ragazzi su cui Albano ha fatto molto bene a puntare. È chiaro che togliendo magari 2 stranieri agli ti dà più spazio, Albano ha corso il rischio, però sta costruendo un'intelaiatura di squadra con i ragazzi del posto, sicuramente a costi ridotti, probabilmente anche con maggior soddisfazione a livello personale per costruire una squadra con dei mezzi normali. È quello che dico io, quindi vedi che se andiamo avanti e parliamo di tutte le realtà, ci sono molti ragazzi molto bravi che paradossalmente sono stati bloccati secondo me dai regolamenti, perché io vi garantisco che in Serie B gli under 20, 21 e 23 che giocano li contiamo sulla punta della mano. In Serie A gli italiani che giocano, quello migliore i nomi di italiani che giocano in Serie A con una certa continuità. Stavo vedendo ultimamente, stavo vedendo Acqua e Sapone Luparense e non c'era un italiano in campo sui 10. Io dico, per esempio, Ippoliti gioca perché è bravo, non gioca perché è obbligato dal regolamento. I giocatori bravi giocano, punto, che poi noi dobbiamo arrenderci perché le società preferiscono pagare X per uno straniero piuttosto che un italiano. Però io credo che nel tempo, costruendo, per esempio quello dico, in A2 ditemi noi quanti sono i giocatori che giocano nei 2 gironi di A2 che meritano di fare A2. Ma nel calcio 5 c'è il tempo secondo te, Fabri? Secondo me se ci mettiamo... Se consideri che una società dura 2, 3, 4 anni e poi chiude baratti durativi. Ma dura 2 o 3 anni per questo motivo, perché non viene costruita una società che lavora andando a cercare i giocatori, cioè adesso diciamo io l'anno prossimo allenassi una squadra di B con presidente che dice ok andiamo in giro, allora cerchiamo i cerchiari di tutti i cerchiari di quest'anno, gli Aleandri, i Musta, i Del Ferraro, e ce ne sono tanti, Montagna, ma se voi davanti ve ne dico ce ne sono molti di ragazzi, bisogna però avere il coraggio di dargli la possibilità di giocare e magari rischiare di perdere qualche partita pur di dargli fiducia, questa è la verità. Il problema è che
i giocatori vengono sparpagliati nella miriade di squadre e di categorie senza tener conto delle qualità, come dicevate prima voi, come diceva prima Elso, se aumentano con altri due, gli allenatori si troveranno con solo una rotazione da 6 giocatori e siccome le squadre sono moltissime, noi ci troviamo con pochi giocatori che vengono sopravvalutati perché gli corriamo dietro, perché come dice prima te Walter ce li andiamo a battere una squadra all'altra a Roma, mentre in realtà se i campionati diventano, diciamo che la Serie A è un campionato professionistico, chi merita di fare professionista lo fa, chi non merita non lo fa, e ce ne sono molti in A1 che non meritano di starci, ce ne sono molti in A2 che non meritano di starci, ce ne sono molti che sono nelle categorie inferiori che meriterebbero di giocare sopra, però tanto lo sappiamo che ci giriamo attorno, preferisco, ma magari guadagniamo di più in categorie inferiori con impegno minore. Se tu vuoi fare, se tu vuoi guadagnare nel calcio 5 devi impegnare e dimostrare di essere un giocatore che merita di guadagnare X o Y e di stare a determinati livelli. È chiaro che il meccanismo è più lungo, no? Voglio dire, Ciccio Angelini giocava a Serie A perché meritava, Marco Angelini perché meritava, e via discorrendo, non perché erano italiani o under o tra un po' arriveremo a fare distinzioni tra i biondi, i mori e quelli con i capelli lunghi e metteremo l'obbligo di quelli con i baffi, così è. Fabrizio, dobbiamo andare in pausa. Prima della pausa una battuta, Walter, ma glielo dai cerchiari a Fabrizio? Se fa Tu l'anno scorso c'avevi uno squadrone con la Loa, ma tu l'avresti fatto giocare un ragazzo italiano di 23 anni rispetto a Andrini, Corradini, eccetera. Ma torniamo al discorso di prima, cioè voglio dire, intanto qui pure lì non dobbiamo fare una distinzione. Leandrini aveva comunque 25 anni, non è parliamo di un... e Del Ferraro ha giocato praticamente 35 minuti a partita tutto l'anno senza essere stato... Ma ora viene dalla Serie A, però lui... veniva dalla Serie A perché lo merita, non è veniva dalla Serie A perché qualcuno l'ha obbligato, cioè capisci, questo volevo dire. Magari Manuel in Serie A ha trovato più difficoltà, Manuel quest'anno in due con la Brillante ha ripetuto più o meno la stessa stagione dell'anno scorso, a dimostrazione che questo ragazzo è bravo. Miranda l'anno scorso con noi ha giocato spesso, tieni anche presente che a volte le stagioni noi l'anno scorso non abbiamo mai giocato partite in cui potevamo permetterci magari di pareggiare, in alcuni momenti che è chiaro si fa un po' più affidamento sui giocatori di esperienza, ma per esempio io credo che la differenza tra noi e altre squadre l'anno scorso l'abbiamo fatta proprio gli italiani nostri, perché a parte Manuel ma Mirko Medici e Sant'Onico sono stati insieme a Manuel il gruppo di italiani determinanti. Noi probabilmente eravamo la squadra che nel girone di Serie B aveva il blocco di italiani più forti e questo alla fine è pesato. Ti faccio un altro esempio però, ancora, insomma, c'è un ragazzo che lo scorso anno ha fatto praticamente vincere al Ciampino la Coppa ed era Simone Mattarocci. Mattarocci è tornato alla Brillante a fare la A2 e quest'anno, insomma, non è andato bene la sua annata. Non è andata bene, intanto tieni presente che la Brillante ha affrontato un campionato 2 con molti ragazzi italiani, non solo con Mattarocci, e certo. Poi non è andata bene e probabilmente può anche significare che intanto a volte le stagioni non vanno bene per tutta una serie di motivi, non è che significa, però voglio dire, potrebbe anche essere il caso che magari il ragazzo non è pronto per quella categoria e appunto scende di categoria, questo non significa che magari scendendo di categoria non possa risalire dopo. E io continuo a dire, purtroppo noi non dobbiamo fare dei ragionamenti, secondo me, ripeto, praticamente secondo me li castriamo i ragazzi se li mettiamo all'interno di alcune regole. Mei e Miranda stavano con me l'anno scorso alla Loa, quest'anno stanno tutti e due alla Lazio, sicuramente nel campione Serie A non stanno, hanno l'impiego che possono avere, però sono a passo dalla finale dello scudetto Under 21 che non è inferiore come prestigio, come è stata importante la vittoria dei juniores e Under 21 della Capitolina. I ragazzi vengono comunque messi in mostra e hanno comunque maniera di imporsi all'attenzione di chi segue il calcio 5 per costruire qualcosa in una certa maniera. Poi non è che tutti arrivano, ma in nessuna attività, in nessuno sport tutti arrivano. Tu cosa consiglieresti ad un ragazzo Under 21 a parità di presenze nell'Under 21 nazionale?
Cosa consiglieresti tu, ragazzo, di fare panchina ed allenarsi comunque con una squadra di Serie A, oppure di andare a giocare un buon minutaggio in Serie C1, vedi nella Capitolina di Walter Antonini ad esempio? Guarda, io i ragazzi che ho avuto ho sempre detto che devono puntare al massimo, probabilmente è migliore una stagione in una squadra di A che da titolare in C1, a patto che il ragazzo capisca che sono anni in cui lui deve sfruttare tutto quello che può per aumentare la sua formazione. Abbiamo bisogno dei ragazzi, è chiaro che parlo di Matteo Esposito che stava a Rieti, che è stato convocato adesso in nazionale, lo junior, sta giocato anche contro la Capitolina, è chiaro che allenarsi tutta la settimana insieme a Marzio Forte alla fine della settimana qualcosa ti dà, è chiaro che marcare in allenamento tutta la settimana a Ciabatte di Chile piuttosto che Pinco Pallino qualsiasi ti metti di fronte a delle difficoltà che però se tu riesci a sfruttare nella maniera giusta nell'arco del tempo ti porteranno dei vantaggi. E ripeto, parlo di Antonio Miranda l'anno scorso, quando noi facevamo allenamento io lo mettevo sempre a marcare Leandrigno e le prime 2 volte andava in difficoltà, la terza andava in difficoltà, la quarta andava in difficoltà, piano piano con aguzzi di ingegno un migliore di qualità che c'hai, oppure probabilmente quella non è una categoria per te. Invece il ragazzo si è applicato, è migliorato e ha fatto i passi che doveva fare, quindi credo che tutti debbono scontrarsi con difficoltà di qualsiasi attività nella vita, non solo nello sport, però proprio perché parliamo di sport e non parliamo di cose drammatiche, credo che i ragazzi debbano misurarsi al massimo livello possibile fino a quando capiscono di potercela fare o paradossalmente purtroppo capiscono di no, che magari debbono scendere di qualche categoria. Io non credo che sia d'aiuto per i ragazzi, ecco, agevolarli nei primi anni per metterli di fronte a delle delusioni incredibili gli anni dopo, è quello che dico, cioè alcuni ragazzi si sono illusi di poter giocare a determinati livelli ignorando il fatto che erano portati nelle prime squadre a fare le famose figurine solamente perché obbligati dal regolamento, questo è. Perché qui io credo che. Lì poi sta l'intelligenza del ragazzo, diciamo. Sì, però sta pure all'onestà, all'intelligenza di chi spinge in determinate categorie. Ripeto. Vai Fabrizio, scusami. No, questo dicevo, insomma, io credo che ci siano molti ragazzi bravi, guarda, prima abbiamo parlato, io ne ho visti veramente tanti, non significa che tutti possono arrivare, ho visto veramente tanti ragazzi bravi di grandi prospettive, purtroppo lo dico a malincuore, io scherzo pure adesso questi giorni con i ragazzi a Ciampino, diciamo ci sono pure molti cimiteri di elefanti in giro, quindi purtroppo ripeto, tutti a 18 anni, a 40 anni secondo me devono stare nelle categorie in cui meritano. Andrea Rubei merita probabilmente ancora di giocare in categorie forse più alte di questa, è giusto che ci sia, ma non ci sta perché qualcuno glielo regala, ci sta perché lo merita. Certo. Esatto. Certo, una delle più belle fotografie del campionato di C1 di quest'anno è stata una corsa sulla fascia, un contrasto, un duello tra Rubei che ha 45 anni, 47 Cerchiari durante la finale di Coppa Lazio, molto bello, appunto, significativo. Cioè, dicevo, parlavamo prima di Under, è chiaro che la Ovigiani ha fatto investimenti anche giusti, anche insomma, credo abbastanza importanti, ma Giannone è portiere pronto per giocare in categorie, non è un under, è quello che i ragazzi vanno giudicati come giocatori di calcio a 5, non come under, over o sovrappeso o sottopeso. Poi alle 10:30 parleremo anche però degli investimenti economici che si fanno per poi potersi accaparrare questi under. Ho capito, però Scusami Fabrizio, proprio sull'esempio di Giannone, no? Riferimento a quanto hai detto prima, però se Giannone avesse fatto quest'anno un anno, 6 mesi, un anno e mezzo, in panchina magari con Lago Gianco che è proprietario del cartellino, non sarebbe stato forse per lui peggio che aver dimostrato sul campo le sue doti, perché sì, tutti ne parlavano bene, però un conto a parole, un conto poi vedere praticamente che tipo di. Un altro esempio è Montagna, che ha vinto la titolare. Lo stesso Montagna, con Lago Gianco magari ha fatto un anno in sordina, poi è andato a giocare ad Orte e io l'ho visto giocare poi proprio ieri, mi ha impressionato perché io me lo ricordavo 2 anni fa, sempre allo Sgreccia, l'ho visto ieri allo Sgreccia, mi ha impressionato la crescita del suo ragazzo. Ma col Montagna è uno dei ragazzi che io ho seguito per anni, e parlando di Sgreccia, io credo
4 anni fa, segniamo una squadra con Sgreccia, tipo con me c'erano Aleandri, Mutta, Del Ferraro, Montagna, e avevamo fatto una squadra praticamente tutti under così, era anche, ma era fortissima, capisci? Cioè questo non è un problema di essere under o avere 25, anche perché poi ritorniamo qui, facciamo discorsi su under 21, ma Adriano Aleandri capisci? Cioè c'è 2 anni in più, non è che parliamo di un giocatore anziano, parliamo comunque di ragazzi, ma ripeto, anche Michael Montagna, ce ne sono tanti, ce ne sono veramente tanti, e ripeto, vanno giudicati secondo me per le qualità che hanno. Parliamo dei ragazzi che stanno ad Albano, Nicola Manzari, che oltretutto è uscito da un grave infortunio, ha praticamente perso un anno, ma è un ragazzo che 3 anni fa in B, quando noi abbiamo fatto i playoff, pur giocando insieme a Beto, giocando insieme a Dennis Capecce, realizzò più di 10 reti, ed era un under, e l'anno dopo gioca perché è bravo, non gioca perché è under, o smette di giocare perché non è più under. Questo è secondo me il concetto. Poi ripeto, ho preso una linea, tutto qui, questo è quello che dicevo e che probabilmente focalizza il discorso. Se decidiamo che il nostro è uno sport importante, dobbiamo gestirlo come uno sport importante, se decidiamo che è uno sport amatoriale, allora ok, va tutto bene, no? Possiamo mettere tutte le regole che vogliamo, però alla fine non cresceremo mai, perché secondo me lo sport cresce in qualità e non in quantità. Questo. Fabrizio, ti dobbiamo salutare. Certo. Grazie mille e speriamo che tutto quello che ci siamo detti poi possa risultare utile in futuro. Sì, diciamo una chiacchierata tra amici, poi speriamo possa diventare qualcosa di più. Ciao Fabrizio, grazie. Vabbè, ciao a tutti. Grazie a Fabrizio Ranieri. Torniamo in diretta, seconda parte della speciale trasmissione di Calcio a 5 L'Avrito dedicata a come poter migliorare il calcio a 5 regionale. Cambiamo argomento, non parliamo più di giovani e di under, ma del calcio a 5 economico. Lo facciamo col presidente dell'Olympus, Andrea Verde. Ciao Andrea. Andrea? Sì, sentite? Sì, eccoti qua. Ecco, buonasera a tutti. Senti, intanto allora ti chiedo se possiamo leggere la tua mail che ci hai mandato. Sì, certo, ci mancherebbe. Benissimo, allora inizi così. In generale credo si debba fare un discorso sulla situazione finanziaria delle società di calcio a 5. Siamo arrivati ad un livello di crisi molto preoccupante, i giocatori continuano a proporsi con cifre esorbitanti e le società continuano a sparire. Ci vuole maggiore serietà della classe dirigente in questo sport, non si possono fare mercati faraonici a luglio, tagliare fuori molte società serie per poi pagare 3 mensilità e obbligare i giocatori a finire la stagione con la squadra o andarsene e stare fermi. I giocatori inoltre dovrebbero vagliare attentamente le offerte che gli arrivano. Chiaramente poi c'è un inciso, questi sono 3 spunti, ci dici nell'email, sui quali si potrebbe parlare per ore, poi sicuramente ci sono anche altre realtà positive che meritano anche maggior risalto, come ad esempio la Folgarella. Partiamo dal punto 1 allora, Andrea, dici tu cosa ne pensi. Oggi sono stato contattato dalla redazione e mi è stato chiesto appunto di cosa poter parlare, e la prima cosa che mi è venuta in mente è proprio questa. Proprio in questi giorni diciamo che stiamo vivendo, io personalmente con la mia società, ma credo un po' tutti, quello che sono le dinamiche del mercato. E uno spunto importante può essere, credo, sicuramente quello economico. Io situazioni come quelle che stiamo vivendo negli ultimi anni non le abbiamo mai vissute. Serie B senza le processioni, squadre che fanno serie nazionali che spariscono a metà anno, o situazioni di questo genere, chiaramente squadre anche che devono giocare con l'Under 21 non per scelta ma perché non hanno risorse finanziarie. È una situazione su cui riflettere e capire un pochettino dove vogliamo arrivare e che tipo di disciplina vogliamo portare avanti. Come ho detto, in questo periodo è il periodo del mercato, si comincia già a parlare del prossimo anno,
e sono ancora giocatori che si presentano con rimborsi faraonici. Non voglio parlare di cifre perché poi sappiamo che parliamo di attività dilettantistiche, abbiamo dei limiti da rispettare per legge, quindi bisognerebbe attenersi un pochettino a quelli. Probabilmente parlo anche un po' o in un presente fantascientifico oppure fuori dalle righe, però bisognerebbe un attimo capire cosa vogliamo fare, se vogliamo continuare a fare società che fanno un anno, vincono il campionato e non si iscrivono. Non mi riferisco a nessuno in particolare, ma solamente a quello che ormai è la moda di questo sport, oppure se vogliamo fare sport, costruire qualche cosa, fare un settore giovanile, dare la possibilità ai ragazzi di crescere, puntare a far diventare le nostre società una sorta di piccola impresa e mandarla avanti negli anni. Questo è il momento in cui i presidenti devono capire se continuare a prendere in giro le altre società e i giocatori, oppure provare a fare un po' di sport. Dico un po' perché comunque sia sicuramente il fattore economico sarà ancora e anche in futuro. A tal proposito, fattore economico, insomma, l'hai detto tu, società che alla fine dicono sì a richieste esorbitanti, magari sanno di non potercela fare o quantomeno a metà anno si rendono conto di non potercela fare, si ritirano dal campionato e proprio nei rimedi di Stefano Sette che abbiamo letto per prima, al terzo punto è questo: istituzione di una commissione ad hoc composta anche da presidenti che adotti delle sanzioni nel caso in cui società, in vista della fine del campionato, smantellino le squadre, influendo in modo negativo sull'effettiva classifica di fine campionato e sulla regolarità dello stesso. Walter, purtroppo sarebbe bello farlo ma non si può fare perché deve essere regolamentato comunque dal regolamento ufficiale e questo non viene riportato. L'unico diciamo, organo che potrebbe portare a queste tra virgolette multe o penalizzazioni è il comitato con delibere disciplinari, solamente che si arriva al massimo a una multa piuttosto che a un punto di penalizzazione che non cambia poi la realtà dei casi, perché facciamo l'esempio della Serie B quest'anno, alla fine succede che sì, fai le giornate, dai le multe e o punti di penalizzazione, ma poi vediamo se non porta avanti il campionato, comunque è falsato. Giustissimo quello che diceva prima Andrea, che saluto, perché è vero che in una situazione del genere l'abbattimento dei costi è fondamentale e per questo già da qualche anno si sta cercando col comitato di portare avanti la proposta dei giovani proprio per questo, anche se poi ho scoperto, e questo purtroppo è sempre il rovescio della medaglia, che c'è stato un incremento delle richieste dei ragazzi under 21 sui loro rimborsi, perché poi si trovano essere fondamentali. Quindi si trova, però è pure vero che fortunatamente c'è il coltello dalla parte del manio della società che è titolare del cartellino fino a 25 anni, quindi poi si media sempre. Io penso che quest'anno è un vero anno zero, riprendendo a quanto diceva prima Andrea sul discorso dei rimborsi, perché le richieste ci saranno, ma diciamo che i matti in giro ne fanno tanti, è giusto che girano perché non ci sono più matti presidenti però. Esatto. Io per esempio dico, io quest'anno ho avuto delle difficoltà da tutti i punti di vista, anche dal punto di vista diciamo certamente economico, ma quello che posso dire è che ho trovato nel caso mio dei ragazzi eccezionali sotto ogni punto di vista. Trovo quei pochi giocatori che ho contattato fino adesso, riscontro invece un ridimensionamento, al contrario di quello che diceva Andrea, proprio perché conoscono la realtà. Forse magari è diverso il carattere del giocatore che ho contattato o la preparazione, che quindi diciamo si interfaccia esatto, meglio con la realtà. Quindi in questo momento sto notando questo, che sono stato fortunato magari con quei pochi giocatori che ho contattato, ho ricevuto richieste veramente diciamo normali sotto ogni punto. Dai i contatti di questi giocatori di Andrea pure. non posso perché poi se mi leva Luca vado via a prendere i suoi. No. Però sì, una cosa che purtroppo proprio per questa tendenza insomma dei ritiri campionati, delle promesse mancate da parte delle società, un giocatore è sempre più spinto a scegliere qualcosa di sicuro piuttosto che qualcosa di divertente.
Sì, questo è vero. Io su questo infatti ringrazio tutti i giocatori che ho contattato e che contatterò, perché noi, bene o male, come l'Olympus, perché mi pare che è del 99 l'Olympus, o sbaglio? 99. Noi siamo del 2000, quindi insomma, più o meno abbiamo la stessa età. Però, permettimi, la maggior parte delle volte accade che il giocatore scelga qualcosa di insicuro. No, questo guarda, fino all'anno scorso. Io sto notando quest'anno, ma anche in giro, insomma, parlando con altri presidenti o allenatori, che parecchi giocatori hanno abbassato molto i loro, diciamo, rimborsi, proprio per questo motivo, perché si rendono conto che è meglio contare su 100 lire oggi che su 200 domani, che magari non si vedranno mai. Questo è certo. E speriamo, magari Andrea è stato sfortunato o ha contattato tutti i top player, magari sta facendo, non lo sappiamo, sta facendo la Juventus il calcio a 5, non lo sappiamo, però speriamo che continui così, perché è l'unico modo per cercare di evitare quello che è successo, non facciamo nomi quest'anno in C1, in Serie B, ma quello che è successo, diciamo, in tutte le categorie, anche in Serie A, quindi insomma. Attenzione, poi chiaramente il rimborso, insomma, per come noi lo chiamiamo rimborso, deve essere a un certo punto, perché se un ragazzo si fa 50-100 km per venirsi a allenare è un conto, poi se un ragazzo vuole di più perché è più forte di altri è un altro. Sentiamo anche Andrea. Ma no, sicuramente sì, è chiaro che deve contare anche la distanza, il rimborso chilometrico è fondamentale, insomma, il ragazzo non è che può venire ad allenarsi o a giocare e quel rimborso che prende lo spreca in benzina, che ormai non costa neanche poco, quello ci mancherebbe. E sicuramente, certo, anche il valore incide e deve essere un fattore determinante nella scelta. Io devo dire, non che non siamo spiegato bene, nel senso, ecco, i ragazzi che abbiamo avuto lo scorso anno, devo dire che hanno avuto tutti i rimborsi assolutamente accettabili, e non abbiamo ancora parlato del prossimo anno, ma insomma sanno perfettamente in quale realtà vivono. Ho riscontrato questa richiesta forse eccessiva nelle poche offerte che abbiamo fatto finora, e ho sentito risposte dai giocatori che forse ancora, almeno quelli che ho contattato io, non hanno ben chiaro qual è la situazione attuale che stiamo vivendo. Parliamo di questo sport, quindi nella disciplina del calcio a 5, è quello che mi ha lasciato un attimino in difficoltà, e io anche sono d'accordo, come avete detto voi, invece, che secondo me il giocatore preferisce quello che gli offre di più ma che non è sicuro. Mi è capitato proprio quest'anno di parlare con un ragazzo che ha fatto tutta la gioia di quest'anno giocava in C1, ho avuto modo di incontrarlo a gennaio, mi sembra, gli ho chiesto: ma posso chiederti personalmente quanti rimborsi ti hanno pagato? Mi ha detto per ora 2, ed era a gennaio, quindi non credo che gliene abbiano pagati poi più altri. Peraltro tu in questo email che ci hai mandato ci hai detto i giocatori dovrebbero vagliare attentamente le offerte che gli arrivano, perché è chiaro che magari il cartellino fino a che il mercato, tra virgolette, non si riapre, è di quella squadra, giusto? Questo purtroppo è una brutta usanza, che c'è sempre, ma anche nel calcio di Serie A, quindi parliamo a 360 euro. Quello senz'altro, però ecco, vabbè, magari parlo in generale, magari questo è un problema che supero, perché parliamo di giocatori che comunque magari a fine anno vincono, comunque hanno certo, io intendo magari i ragazzi che, ti faccio un esempio, vanno in una squadra a settembre, firmano il tesseramento e poi a ottobre ci sono dei problemi, la squadra magari si ritira dal campionato, non si presenta a delle partite, hai creato un danno, insomma, e questo è il problema. Non c'è, ecco, in questo senso non si può fare qualcosa. No, purtroppo i regolamenti parlano chiaro. Una volta che firmi c'è lo svincolo nel momento in cui si dà la quarta denuncia, però insomma diventa, comunque hai creato un danno, perché le liste poi si aprono in determinati periodi, quindi si dovrebbe cambiare un po' il regolamento, ma qui entriamo sempre, poi andiamo oltre il comitato, quindi diventa praticamente impossibile, perché va cambiato un pochino tutta la logica che adesso, diciamo, in vigore, quindi non si può fare. Dobbiamo andare in pausa. Vai. Prima però vorrei anche ricordare che tra poco leggeremo addirittura una mail che commenteremo con Walter Antonini e Andrea Verde, addirittura di un giocatore che gioca in Serie C2 abruzzese, che è il giocatore della Fenice, tale Alberto Seritti. Alberto Seritti, che ci ha scritto questo, tra l'altro parole che io quoto pienamente, così come l'ha fatto anche Walter Antonini. Per rendere il calcio a 5 regionale interessante
Si deve costruire squadra e progetto che non coinvolga solo i 12 giocatori più dirigenti vari, ma molta più gente, ad esempio spettatori che portino entusiasmo. Il problema è che in una stessa città nascono diverse società in continuazione, che durano 1, 2, massimo 3 anni e che poi spariscono. Un esempio è quello suo. Ad Avezzano, in provincia di L'Aquila, 48.000 abitanti, ci sono 6 squadre che partecipano al campionato di C2. Detto questo, io ho avuto la fortuna di partecipare e vincere un campionato regionale Under 21, raggiungendo anche i quarti di finale per l'ingresso alla Final 8 per lo scudetto. Eravamo semplici ragazzi che si divertivano e che facevano divertire. Ora il divertimento è secondario e questo è un altro dei mali. Non dimenticherò mai il palazzetto stracolmo quando abbiamo giocato contro la Florenzia. Si contavano 500-600 persone, il che significava che c'era passione attorno al movimento. La passione c'è e continua ad esserci, forse sono proprio gli stimoli che mancano. Questa è una mail che ci è arrivata, ci ha fatto molto piacere, l'ha letta anche Walter Antonini, che ha condiviso in pieno... È quello che dicevamo all'inizio trasmissione. Nei piccoli centri, ma al di fuori dell'Avezzano, in questo caso particolare, 6 squadre che giocano in C2. Io poi il calcio a 5 abruzzese l'ho seguito per anni perché mio cugino ha allenato, ha giocato, era giocatore e allenatore a Teramo anche fino alla Serie B, quindi con piacere insomma ho letto questa email e la condivido. Però quello che dicevamo prima, nei piccoli centri, a parte questo caso veramente raro, insomma, nei piccoli centri è più facile perché la società sportiva diventa un punto di incontro e quindi oltre che diventa un classico impegno settimanale andare a vedere la partita, e quindi non a caso, come dicevamo prima, tutte le squadre che hanno vinto la Serie B giocano in piccoli centri, tutte le squadre di A2 giocano in piccoli centri, dove magari sei anche più aiutato dalla politica. Sicuramente, cioè, sì, il connubio è più stretto, danno magari maggiore attenzione all'attività, è tutto molto più semplice, vengono agevolati magari dandogli il palazzetto o in gestione, come succede, io per esempio so che a Rieti è in gestione, quindi è più facile avere una propria struttura di quel tipo che è bellissima, poi vi ho trovato e fatti i lavori, quindi è stupendo, adesso è penso è una delle più belle dove giocare. Diciamo anche in Serie A la stessa cosa, le 4 squadre che stanno giocando il campionato, piccoli centri, quindi non è un caso. Nelle grandi realtà, quindi come Roma per esempio, purtroppo o per fortuna, perché poi è il bello e il brutto, c'è tanta gente che ha la stessa passione, tanta gente che prova a fondere società, e in un quartiere come io abito a Mostacciano, zona limitrofe, in 2 chilometri di diametro, ci stanno 8 realtà sportive tra la Serie D e la C1. È ovvio che è frazionato, il ragazzo può capitare a giocare nella mia, parliamo di Under 21, nella mia Under 21 come nell'Under 21 magari dello Spinacevo, quindi diventa più difficile. Tu hai detto prima, insomma la Capitolinese sarà al 2000 e Olympus del 99, quanto è difficile in un grande centro avere un lavoro di continuità come avete fatto voi, Andrea? Poi Andrea a Roma Nord è proprio padrone del calcio a 5, ho visto anche che ci sono i cartelloni pubblicitari dell'Olympus vicino Casetta Bianca, Siamo i sindicalisti, no? Allora sta creando una società tipo la Juventus. Ecco perché ha contattato i giocatori in gola, non esageriamo, magari. Comunque veramente ci sono i cartelloni pubblicitari sulla cassia della vostra squadra, Complimenti. Sì, vabbè, è una pubblicità, insomma, per quello e per il settore giovanile, giusto che sia così. No, nei grandi centri è difficile, chiaramente con tutto rispetto per Avezzano, un quartiere di Roma è grande quanto Avezzano, la difficoltà è mantenere l'attività nel corso degli anni. Io condivido sia quello che ha detto Walter, chiaramente nei paesi più facile, e anche la mail stessa. È chiaro che nella nostra realtà o nella nostra situazione devo dire che proprio la passione, l'amore che hanno i ragazzi nel corso del tempo, la zona stessa ci ha permesso di continuare a fare questa attività dal 99. Quindi noi quella ce l'abbiamo, forse è proprio quella che ci muove, perché comunque ormai l'attività è diventata quasi un esercizio a perdere, come attività a perdere, diciamo, però uno ormai è legato a quello che è la zona, a quello che è la propria attività, a quello che ha costruito nel tempo, e proprio quell'amore che c'è verso quello che uno ha costruito e quello che è l'attività stessa permette di andare avanti. È difficile perché è tutto sulle nostre spalle, nostre come quelle di tutte le altre città. Ecco, a Roma è difficile trovare sovvenzioni o simili, nei paesi è tutta un'altra cosa, però per quanto mi riguarda è proprio la passione che ci spinge ad andare avanti, vedere i ragazzi che comunque hanno fatto tutta la regione da noi arrivare in prima squadra,
o vedere comunque 60, 70, 80, 100 persone venire a vedere il sabato pomeriggio la partita di C2, perché poi ecco, parliamo ancora di regionale, o ancora di più di vedere la femminile con le tribune piene. Questo è quello che ci continua a mandare avanti l'attività e la voglia di continuare a far bene e meglio, migliorare. Altro spunto che ha dato Walter, insomma, le strutture, perché giustamente nelle zone limitrofe c'è una struttura, magari ci sono 2, 3 società e se la possono anche dividere, invece a Roma no. Noi non abbiamo nemmeno le strutture, non abbiamo neanche le strutture. Tant'è vero che Andrea insomma sta pensando, anzi più di qualcosa al pensiero del Paloggiata. Beh, diciamo che noi siamo stati fortunati a trovare questa realtà che era in difficoltà e che si sta riprendendo solamente adesso, però ripeto, ecco, siamo stati fortunati perché comunque a Roma o si è fortunati o non si trova assolutamente nulla. Adesso siamo a un passo da chiudere questo accordo, io spero che la prossima settimana potranno iniziare i lavori e abbiamo avuto possibilità di trovare questo centro che aveva questa zona non utilizzata per poter fare un palazzetto, che sarebbe un passo avanti incredibile, però non ci stanno opportunità a Roma per poter costruire qualcosa al di fuori del terreno, autorizzazioni, disponibilità, cioè parliamo di cose veramente impossibili, però sarebbe bello poter avere un qualcosa in più, però siamo capaci. Chiudo questo discorso, sono 2 anni fa sono andato in circoscrizione, scusa, 1 anno e mezzo fa, sono andato in circoscrizione per chiedere una cosa, per provare al Queen's Club dove stavamo noi, per provare a chiudere un campo. Impossibile. È stato più facile, no, le ragazze mi hanno risposto, sono licenziate tutte e 2. L'hanno fatto prima perché dice guarda, se vogliamo farlo andiamo prima in pensione, quindi tra l'altro non si può fare, sta tutto a parte e hanno detto lascia perdere perché è praticamente impossibile. Ho sbirciato nel tuo foglietto degli appunti, sotto, sì, mi pare proprio sotto alla questione del tempo effettivo in C1 c'è anche quella dei campi a coperto. Sarebbe un sogno. Lo scorso anno eravamo vicini perché eravamo a 13 su 16. Sì, il problema è questo, è che 13 su 16 perché come avevamo scritto prima, ho scritto un pochino più giù, l'anno scorso in C1 c'erano 7 di Roma e 9 di fuori. E quindi diciamo che si riesce ancora a gestire un pochino la situazione del coperto a Roma, ma impianti seri, io vado a memoria, adesso Paloggiata siamo in via di definizione, ma conosco così a occhio, dove ti danno la possibilità, tu lì dove stavamo noi, il Pala Municipio e il Dinamore. Fuzzarena. Fuzzarena a te sì però, cioè immagina le società di Roma Sud che debbono prendere il campo e allenarsi dall'altra parte di Roma. C'è 3 impianti per, facciamo un conto tra C2 e C1 quante società di zona ci sono? Mettiamone 4, che magari 4 vengono da fuori e sono belli. Cioè diventa un problema. Ma questo perché però? Perché non ci sono contributi, non ti danno le autorizzazioni, se fai una domanda ti rispondono che ti dice bene dopo 4 anni. Il sport viene dopo degli altri. Il calcio 5 non è il surrogato del calcio, ma questo è il surrogato non lo so, anche della pallamano e dell'hockey. Quindi della pallavolo e del basket, quindi proprio non ti danno proprio retta. E alla fine perdi la pazienza e lasci così come stanno e ti adegui a giocare al campo scoperto. Peraltro voi Andrea lo scorso anno giocavate proprio da Fuzzarena che al coperto, quest'anno siete tornati a casetta bianca, no? Cioè quindi poi tornare al coperto il prossimo anno se si può. Ecco. Vabbè, diciamo che il discorso Fuzzarena era un'opportunità che siamo riusciti a cogliere al volo in quel momento, anche che siamo riusciti a trovare insomma posto tra una società di Serie B che ha vinto poi il campionato e una Serie 2. L'abbiamo fatto perché volevamo fare un qualcosa in più e dare un qualcosa in più, però anche quello è stato tra virgolette un caso particolare, perché comunque una gestione di una struttura del genere fatta in quel modo io non l'ho mai vista in vita mia, nel senso che veramente abbiamo parlato di strutture e cose varie ed è vero che a Roma è difficile, però signori la colpa è anche nostra, nel senso che comunque se non vogliamo fare qualcosa di serio, non vogliamo cominciare a costruire cose serie o fare le persone serie, è inutile che ci danno le strutture o cose varie, perché se poi le gestiamo come sta gestita la Fuzzarena lo scorso anno è tanto che sta ancora in piedi, è tanto che è ancora in gonfia, quindi
vediamo un attimino anche di capire chi gestisce queste strutture, queste attività e cose di questo genere. Andrea, grazie allora, ti dobbiamo salutare e dobbiamo andare in pausa. Perfetto, grazie a voi. Grazie Andrea, Grazie allora ad Andrea Verdi. Entriamo in studio, ultima mezz'ora di Calcio 5 Live Radio, puntata speciale dedicata alle idee e agli eventuali cambiamenti che si possono apportare alle problematiche del calcio a 5 laziale. Abbiamo in collegamento un altro ospite, dopo Andrea Verde c'è Alessandro Angelucci del Blue Green. Ciao Alessandro. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Alessandro. Ciao Francesco, ciao a tutti quanti, buonasera a tutti. E oltre a te c'è una vecchia e cara conoscenza, il nostro amico Bibbi, Michele Farrotti. Ciao Bibbi. Buonasera, grazie per il vecchio. Ciao Bibbi. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, con voi torniamo in parte a parlare di giovanile, perché insomma il tuo Blue Green, Alessandro, si occupa a tutto tondo dei giovani. Quali secondo te possono essere i punti più importanti da discutere? Ce li hai illustrati in una email. Sì, partiamo allora con l'inizio dell'email di Alessandro. Creare una risorsa di giovani dal proprio vivaio rende autonome le società per le prime squadre senza ricorrere a compensi fuori da ogni logica nelle serie regionali. La nuova regola dell'Under 21 inoltre ha obbligato società blasonate ma senza un settore giovanile a rivolgersi a talentuosi ragazzi che hanno preteso rimborsi e alimentato un mercato senza esclusione di colpi. Ricordo solo che stiamo parlando di calcio dilettantistico giovanile. Chiedo al CR Lazio se la consulta è istituita per migliorare il movimento chiami le società che hanno un completo settore giovanile per chiedere le nostre opinioni sull'organizzazione dei campionati. Ritengo che per le categorie giovanissime allievi si debba creare un campionato d'elite, come per la Juniores. Questo permetterebbe di far crescere i ragazzi fino all'età di 14 anni, aumentando la qualità delle categorie superiori. Alessandro, partiamo dalla questione rimborsi agli under che ti fanno vincere i campionati. Sì, per me questa regola dell'obbligo dell'Under 21 nella serie C1, quindi l'obbligo di avere 4 ragazzi Under 21 obbligatoriamente, di cui uno in campo durante la partita, quindi per forza è fondamentale, diventa per una società che magari ha un blasone, ha anche qualità diciamo molto molto elevate, però è costretta per questa regola per far aumentare anche diciamo le qualità del settore giovanile, sono obbligate a rivolgersi anche a ragazzi di buon livello, ma questi ragazzi hanno capito che essendo un obbligo da parte delle società mettere in campo questa categoria, chiedono rimborsi che ritengo spropositati, perché sento da ragazzi diciamo di varie società che sono arrivati a chiedere rimborsi quanto a giocatori già arrivati anche di una certa età. Penso che soltanto le società possono dare un'inversione di rotta a tale sistema, perché se la federazione sono arrivati a mettere questa regola, significa che loro presuppongono di far crescere il settore giovanile, quindi di dare una possibilità di crescita a livello tecnico a ragazzi che vengono spinti fin dalla Juniores. Noi l'abbiamo utilizzati quest'anno, per esempio Juniores in C2, ci siamo salvati con 3
95, 2,94, cioè significa che la volontà di attingere dal proprio vivaio può darci sicuramente una garanzia per il futuro delle società che purtroppo vivono soltanto di sponsorizzazioni, senza nessun aiuto da parte né delle istituzioni né tantomeno dei comuni. In questo caso giusto il piccolo comune può aiutare la società del paese, ma non di Roma, perché Roma purtroppo non può sovvenzionare 150 società sportive dilettantistiche, ecco, apposta. Magari fosse 150. Però a tal proposito tu nella tua email scrivi una cosa molto interessante, chiedi che venga chiesta l'opinione a squadre come la vostra che curano a tutto tondo il settore giovanile, e proprio a tal proposito Michele Bibi Farrotti ha un'idea molto interessante rispetto alle iscrizioni, ovvero concedere un bonus a seconda del numero delle categorie a cui ti iscrivi. Esatto. Io faccio Alessandro, scusa, facciamo parlare Bibi. Sì, vai. Sì, e voi sapete benissimo, ho detto gente che non sospetti, l'assurdità secondo me è che stiamo tentando di chiudere la stalla quando i boni sono scappati, cioè voi parlate di rimborsi, io parlo di stipendi, è assurdo che girano delle cifre così alte in C2. Queste cifre, cari presidenti, prendiamo per i settori giovanili. Quest'anno, secondo me, andava elevato il numero degli under 21 degli juniores al Brooklyn, ne ho sentito con piacere, a 6 per lista. Poi l'obbligo di farli giocare, quella è una decisione che spetta all'allenatore, quella è una questione tecnica, non puoi obbligare un allenatore ad avere in campo un under 21, perché l'allenatore è un disegno tattico. Allora io dico, mettiamo le 6 liste di under o di juniores e vediamo cosa fa, soprattutto curiamo i settori giovanili, diamo, e limito è d'accordissimo, il bonus per ogni squadra iscritta e che porta a termine il campionato. Che cosa vuol dire? Che se io società iscrivo 5 squadre e dopo 2 partite le tolgo, che è successo purtroppo, bene, non ho diritto a nessun bonus. Io iscrivo 5 squadre, l'anno dopo ho un bonus, faccio una cifra X da 50 euro a squadra, cifra X ripeto, che mi permette di risparmiare 250 euro. Fondamentalmente la mia idea era questa. Quindi sentiamo l'opinione di Walter. Giustissimo. Per quanto riguarda il bonus è veramente un'idea ottima, perché aiuterebbe già il fatto di iscrivere alcune società, alcune squadre del proprio settore giovanile gratuitamente l'anno successivo. Invece per quanto riguarda l'aumento degli under è sempre il solito problema, è stato dato l'obbligo non per farlo giocare per forza, è perché l'anno precedente i 4 under 21 avevano svernato in panchina, perché poi ovviamente si giocava 8 contro 8, cioè in certe partite. Sì, erano quelli che io chiamavo le figurine. Esatto, e quindi è stato dato questo input in più, almeno due diciamo giocano sicuramente, due sicuramente, perché uno non può fare 60 minuti, salvo che c'è un fenomeno, certo. fenomeno di turno un portiere. Un portiere, certo. E quindi diciamo che è stato implementato solamente per questo motivo. Va migliorata, è stato un primo passo, ripetevamo prima, è stata l'unica regione che ha questa regola. Ovviamente vanno migliorati ed è difficile, perché poi c'è sempre il rovescio della medaglia, come dicevamo prima, i rimborsi, come diceva giustamente prima Angelucci, la difficoltà poi che i ragazzi non capiscono che viene fatto per il loro bene, non per farli guadagnare di più. Il problema è questo. Esatto. Mi sono trovato anche io, sono stato fortunato quest'anno con i giovani, perché me li sono con l'unità di intenti con Fabrizio Loffreda me li sono tra virgolette ritrovati tutti in maniera del tutto gratuita, e quindi è stata fortuna, diciamo. Però capisco le realtà diverse che si sono dovuti correre ai ripari per le regole, che sono dovuti andare a chiamare questo o quell'altro giocatore, e il giocatore, o sei totale, perché a 18 anni non sei un giocatore, a 19 anni non sei un ragazzo che dovrebbe praticare sana attività sportiva, ha cominciato a sparare cifre allucinanti. Sentiamo il parere di Alessandro. Sì, guarda, sono d'accordo con questo intervento, soltanto mi permetto di fare una puntualizzazione, cioè in C1
diciamo che la massima espressione del calcio a 5 regionale, è capibile che uno deve cercarsi più talentuosi, ok, e ci siamo. Una società, per esempio, faccio un esempio perché mi è vicina di casa e che veramente stimo tantissimo, come l'Olympus, che ha un settore giovanile per esempio completo e che naturalmente anche per le possibilità economiche può arrivare a competere nel massimo campionato regionale, comunque sta lavorando alacremente su un settore giovanile che parte dai primi calci fino all'Under 21 in una maniera, diciamo, ben ordinata e ben organizzata. Quello che io non capisco, come fanno società di C2, perché con mano ai regolamenti naturalmente, di partecipare quest'anno o l'anno passato a un campionato regionale o diciamo di seconda fascia come quello di C2, dove non hanno neanche un ragazzo, uno che sia uno, in C2 c'è l'obbligo di 2 Under 23 in lista, mentre per la C1 4 Under 21. Io dico, vanno a chiedere giustamente per mantenersi il campionato giocatori che poi promettono soldi o promettono compensi o promettono rimborsi, chiamiamoli come vi pare, che alla fine non riescono a mantenere perché poi lo sponsor sparisce. Le pretese dei ragazzi e dei calciatori sono esorbitanti, parliamo calcio dilettantistico regionale sempre, cioè è parificata una prima categoria di calcio a 11 e non girano i soldi in questa maniera nel calcio a 11, a questo livello io parlo, quindi sta diventando un gatto che si morde la coda e alla fine non si esce mai più da questo vortice. Bibi, Dico soltanto una cosa, che il settore giovanile può dare soltanto alimentazione alle categorie superiori e rende autonome le società di calcio a 5. Tutto qui. Bibi. Perfetto, io mi permetto di aggiungere una cosa e lanciare una nuova bomba, un'atomica. Eliminiamo il campionato Under 21 e vi spiego il perché. Per due motivi. Aspetta, dopo la pausa. Perché questa proprio ha fatto scalpore è proprio atomica questa. Spiego il perché poi. Dopo la pausa. Torniamo in diretta perché è scoppiata questa bomba. Bibi ha detto che bisogna eliminare le Under 21. Bibi, ma non si poteva fare quest'anno così Walter Antonini non la vinceva? E mi spiego il perché. Vai, spiegaci questo perché. Le due motivi sono questi. Uno, facciamo un numero X, giocano 200-300 ragazzi in campionato 21. Sì, io dico, il 15% di questi ragazzi va a letto presto il sabato sera, io mi taglio un braccio. Perché c'è del 21, per chi lo sa come noi, si gioca alle 11 di mattina della domenica. Assurdo, punto primo. Chiaramente non c'è spazio nel venerdì o il sabato, sono così alle 11. E soprattutto, il vero campionato giovanile, secondo me, è la juniores. Perché un ragazzo che è in età di 21, secondo me, dovrebbe già cominciare innanzitutto a respirare l'area delle prime squadre, soprattutto a far passare gli organici, così si abbassa l'età delle prime squadre e si abbassano anche i voti stipendi. Punto. Non è poi così difficile arrivarci, credo. Allora, puntiamo forte sui settori giovanili e voi sapete, miei cari pennivendoli, che io lo dico da tempi non sospetti, che il settore giovanile è la linfa vitale di tutte le società. E poi tiro anche un'altra atomica: se il campionato di C2 è regionale, bene, io sposo la tesi che disse l'altro un presidente, che voi avete nominato, Antonini, facciamo il sorteggio integrale, così invece di fare sempre il solito circondario, sempre i soliti gironcini, come li chiamo io, Abbiamo una bomba. Faccio una cosa, Scauri va a giocare un Viterbo, Bibi, posso interrompere un attimo? Guarda, io proprio avevo scritto questa cosa tra gli appunti che mi ero portato, perché avevo studiato a casa oggi pomeriggio. Il giro di C2, potremmo fare il sorteggio integrale, così si ha maggior tutela per le società. Sicuramente. Si potrebbero subito irrigidire le società, aumentano i costi.
ok, però aumenterebbero per tutti in maniera lieve. Invece così sono solo a carico di chi nei gironi più difficili vuole cercare o di salvarsi o di prevalere. E ne è una testimonianza la Final 8 di quest'anno, dove delle 8 squadre praticamente hanno rappresentato 2 gironi, perché erano 6 squadre di solo 2 gironi. E nei playoff, parlo solo di Final Four, le 4 squadre che sono arrivate in finale, praticamente 3 sono sempre dei soliti 2 gironi. Quindi non voglio nulla togliere alle 2 vincenti dei 2 gironi di C e D, perché magari sono squadre fortissime e quindi non metto in dubbio la qualità del roster. Però mi può venire qualche dubbio che una terza, quarta classificata del girone B avrebbe dovuto vincere un qualsiasi altro girone? Punto interrogativo. Allora dico, si alzano sicuramente i costi, però si aiutano le società che partecipano ai soliti gironi, quali quello dell'Olympus, quale quello del Blue Green, quale quello della CT Euro, quindi la A e B sto parlando, magari a fare squadre più normali, perché vedono i gironi comunque diciamo più omogenei e danno quei soldini in più per fare vedere la trasferta. Questa era l'atomica, eh? Questa era l'atomica. Questo è Francesco che ha messo l'ego della tua atomica, è arrivato fin qui nel studio. No, io credo che abbiate perfettamente ragione, peraltro anche perché aspetta, concludo un attimino. Anche perché sono tornato, volevo sparare la bomba, stavo in regia, Bibi era tutta per te. Anche perché le famose zone poi non sono così rispettate come sempre, e faccio l'esempio che del 704, io faccio anche contro i metri, Fabrizio sta a 1 metro da te, sta a 1 metro dalla Stella Azzurra e non stanno nello stesso girone, e stanno veramente a 1 metro, perché la trasferta si fa a piedi lì, almeno bisogno delle macchine. Quindi per dar maggior tutela forse sarebbe meglio quello che dicevi tu, sorteggio integrale, accontentiamo tutti, poi potrà capitare che Civitavecchia, se ci sarà un Civitavecchia C2 o un Santa Mariella, giocherà a Scauri, ma può capitare una volta come lo Scauri potrà magari avere 4 trasferte vicine, insomma. Peraltro questa è una richiesta che in un certo qual senso fa Alessandro Angelucci per quel che riguarda allievi giovanissimi, ovvero avere un girone, insomma, con le squadre più importanti che ti farebbe girare tutto il Lazio, no Alessandro? Esatto. Un girone di elite. Di elite. Esatto. L'anno scorso ho saputo che nella consulta c'era stata una proposta di inserire, non so perché poi è abortita. Te lo ricordo la fece Riccardo Budoni. Esatto, ho saputo questa cosa, che era stata fatta questa proposta per gli allievi giovanissimi, perché già dall'anno scorso si erano disputate le cosiddette finali nazionali delle 2 categorie insieme alla Juniores. Ciò significa che il movimento giovanile dei 14 anni in su, dei 14 ai 17, stava crescendo. Ecco, e la cosa più importante, adesso abbiamo Coggianco, diciamo, allievi, e Isola ancora in vantaggio giovanissimi allievi al nazionale. Grande lavoro fatto da Final 8. No, Final 4, perché 4 i giovanili allievi e giovanissimi arrivano soltanto in 4 a Padova. Però quello che dico io, se anche la Juniores c'è il suo girone d'elite, parliamo di Under 17, Under 18 anzi, gli allievi e i giovanissimi, se gli creiamo, dato che ci sono 5 e 6 gironi, quindi basterebbero le 3 più importanti società di ogni girone o più forti in quel momento, per poter disputare un ottimo girone d'elite per le 2 categorie, più che altro perché sarebbero tutte le società di Roma interessate a incentivare questi 2 settori, che sono l'infa per la Juniors, che ritengo, come Bibi dice, la categoria fondamentale per il futuro delle società e delle prime squadre, perché noi quest'anno ne abbiamo buttati dentro 3,95 che sinceramente non hanno fatto né più né meno di gente di 30 anni, anzi hanno reso molto di più. Io mi chiedo, è fattibile? Questi ragazzi non si vengono a divertirsi, quindi bene o male noi quando siamo andati a giocare contro il Ponte Galeria ne avevamo ben 5
ben 5 perché tra squalificati e infortunati li abbiamo buttati dentro. Hanno perso 7-2, 8-2, non mi ricordo, ma si sono giocati la partita fino in fondo, anche perché il calcio a 5 passano 10 minuti e sotto di 4 gol, ma se la sono giocata a testa alta. Non vedo perché non incentivare questo settore. Peraltro era quello che diceva Bibi per quel che riguarda la Juniores. Walter, tu avevi un'idea, no? Di Juniores, di creare un qualcosa di più allargato. Diciamo che studiando i gironi di quest'anno del campionato regionale Juniores, quindi non d'elite, avevo notato come ci sono alcune società anche nello stesso girone nostro, come la Brillante, Real Rieti, noi che siamo stati fortunati e abbiamo vinto, dall'altra parte c'era il Torino, quindi secondo me dare un pochino più lustro, quindi anche allargare l'elite dello Juniores, perché magari alcune società, non la togliere a chi adesso sta giocando magari i play-out o comunque si sta concludendo la stagione per quanto riguarda l'elite, però cercare di migliorarla, perché secondo me alcune società sono cresciute, è talmente cresciuto il movimento che alcune società potrebbero fare l'elite, forse è più giusto confrontarsi con squadre di livello superiore quale Acquedotto, Sestaco Gianni, tutte le squadre. Era un'idea di Bibi, vero Michele? Sì, mi è un po' strampalata, sembrerebbe, ma io ci credo fermamente. Soprattutto lasciatemi dire un'altra battutaccia, perché voi sapete non ho in lunga. Come dice il mio povero nonno, il pesce puzza sempre dalla testa. Allora, se noi siamo, senza ombra di dubbio, la categoria che fa sport col più alto numero di tesserati in Italia, senza contare gli amatoriali, bene, quelli che famosa per partire al giornale eccetera per la pizza, noi non abbiamo una federazione, abbiamo soltanto una divisione, e chiaramente in alto non ci governa nessuno, tra virgolette, come federazione. È chiaro che poi succedono delle cose strane a livello di comitati regionali, e spiego il perché. Io ho saputo, con mio non dispiacere, quasi con mia vergogna, che in Umbria il campionato di Juniores si potevano schierare 2 fuori quota, ma stiamo scherzando? Dicevo il perché, innanzitutto perché togliamo spazio ai più piccoli, agli juniores, e solo perché quando poi i ragazzi della Pergenese che hanno vinto il giorno umbro hanno incontrato l'Acquedotto, hanno preso 11 gol con le partite, se non è incontrato la figuraccia, perché non avendo più i fuori quota, i ragazzi che purtroppo hanno giocato poco durante l'anno sono trovati con una realtà diciamo diversa. Che chi gestisce qui nell'acqua è un pochino più attento, dai. Indubbiamente vorrei vedere, visto che non si offende nessuno di noi, il calcio 5 l'abbiamo inventato noi, tra virgolette, ma noi siamo stati però su questo posso controbattere che stiamo rimasti no, per carità, io ero soltanto una battuta mia, per carità, però è assurdo che nel Lazio ci sia una regola, in Umbria ce ne sia un'altra, o nella Marche ce ne sia un'altra ancora, o in Veneto un'altra ancora. Ragazzi, il gioco è uno, la regola è una, punto. Esatto. Dobbiamo chiudere allora. Dunque, spariamo un'altra bomba atomica in onore di Bibi, così lo salutiamo. Ringraziamo Alessandro Angelucci, il DS del Blue Green, e ringraziamo anche Michele Bibi Farrotti. Soprattutto una piccola battutina, sì. Me la permettete? Sì. C'è l'Iberico presente in studio, sì? Sì, è qua. Ricordiamo Iberico perché batte il ritmo, è fidanzato con una ragazza spagnola. No, volevo dire all'Iberico, quando mi porti il telefono, grazie. No, quando dovevi a prendere il telefono, grazie. Ma l'hai sistemato? Mi spiace, non c'è niente da fare. Bibi, ci vediamo domani. Buonasera a tutti. Buonasera, grazie. Buonasera a tutti. Grazie a tutti voi. Ciao Francesco. Siamo in chiusura, posso sparare io un'atomica? La farei sparare a Walter. Velocissima, sì. Ma se un tipo di trasmissione la ripetessimo anche sabato, visto che abbiamo una radiocronaca che è la partita della Folgarella non sarebbe male. Contro la squadra molisana, pensiamoci. Peraltro, Walter, una cosa molto interessante, prima di entrare in studio tu hai detto
siamo in tanti a parlare ma in pochi in realtà a presentarci. Sì, questo non l'abbiamo detto, volevo dire prima, abbiamo parlato di altro giustamente. È tutto bello, un minuto solo proprio e concludiamo. Questa trasmissione nasce da un messaggio che ho mandato a Francesco dopo un intervento radio di sabato, perché avevo sentito parlare il presidente del Centocelle su quelle problematiche arbitrali. Tutti parlano, io per primo del sabato mi avveleno, però poi alla fine se andiamo a tirare le somme, quando ci sono riunioni con gli arbitri l'abbiamo fatta ed eravamo 7 società, su C2 e C1 siamo circa 70 società. Abbiamo fatto le elezioni del presidente del delegato del calcio a 5, su 280 aventi diritto al voto si sono restati in 35. Quindi è tutto bello, parliamo tanto, parliamo bene sui giornali, sulle cose perché ci piace apparire, però per fatti concreti pochi. Quindi magari chi si lamenta può continuare a farlo, però se ogni tanto tra le varie lamentele lanciasse una proposta anche stupida, con un messaggio, un sms, una telefonata, anche con la sua presenza e con il suo voto. Ma guarda, quello sarebbe il male, perché capisco anche gli impegni lavorativi, anche se non ci credo più. Basterebbe veramente poco per portare proposte concrete al comitato, magari non succede nulla, però non si sa mai, insomma.